Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, oggi vai di collezione comendiana, dopo qualche video gameplay che ne arriveranno altri ragazzi, su piano piano, quindi siamo tornati anche da quel punto di vista, ma ora ci vediamo una collezione delle gazzette dello sport che ho collezionato, dalle 99, ecco, non sono tantissime però sono significative e insomma un valore importante, sono tutte riguardanti calcio, quindi Milan e Nazionale. Io direi di partire subito così le vediamo un po' nel dettaglio una a una. Eccoci qua, cominciamo con la prima. 1999, diciamo che parto con questa perché io mi ricordo lo scudetto, quello di UEA, l'ultimo di Fabio Capello, però comunque insomma seguivo il calcio, però ancora non avevo la consapevolezza di cosa era meraviglioso e cosa era no, cioè sì, perché in realtà tifando Milan già sapevo cosa era meraviglioso, però era ancora un seguirlo in maniera pura, senza incazzarsi, stare male o stare troppo bene. Ecco, invece la finale del 94, sinceramente, ho dei vaghi ricordi, ma i miei primi ricordi purtroppo cominciano con quelli proprio, diciamo, lucidi e sono proprio da Irlanda-Italia, che perdiamo 1-0 in Mondiale 94. Vabbè. Ok, questa è la Gazzetta 99, diciamo che si apre e si chiude questo video con due gazzette identiche a mio parere, con due scudetti che hanno tantissime cose in comune. Estasi Milan, campione dell'incredibile, 16° scudetto, vediamo in copertina Maldini e Boba, mi sento come la rassegna stampa della mattina. Guardiamo un attimo, Diavolo in Paradiso, che poi sarà un articolo che, ecco un titolo che rivedremo sulla prossima gazzetta, un po' importante. Galliani, le 1000 facce dell'Ultra. Sì, beh, qua Galliani ha fatto cose incredibili. Oliver Bierhoff come Olivier Giroud, tante diciamo similitudini dal primo all'ultimo scudetto di questa collezione, diciamo. Il capolavoro del dottor Zac, qua insomma una stagione incredibile, un Milan che dopo anni storici veniva da 2 anni orrendi, decimi, undicesimi. Siamo riusciti a portare a casa uno scudetto veramente inaspettato, incredibile, non eravamo minimamente la squadra più forte, perché la Lazio aveva una rosa superiore, ma con il cuore, il gruppo e anche fortuna, ricordo un Milan-Sampdoria deciso al 95esimo, siamo riusciti a portare a casa uno scudetto veramente, veramente incredibile. E poi insomma, abbiamo un po' piovono lacrime sulla grande Lazio, sì, vabbè, si rifarà l'anno dopo. Juve Venezia 3-2, qua grande Venezia che sì, è una salvezza incredibile, il giorno di ritorno praticamente eravamo da quasi da Champions League, quindi pazzesco. E niente, questa diciamo è la gazzetta, poi andiamo alla Serie B, eccoci qua. Questo veramente è una stagione mostruosa del Zac, il cool del Zac, che però ci ha regalato, ripeto, uno scudetto devastante, ero da mia nonna quel giorno, mi ricordo, e dopo quando sono andato a casa in pullman, ho guardato come un porco dal finestrino dei bus, praticamente urlavo, siamo noi, i campioni, siamo noi. Qua ragazzi abbiamo quella gazzetta forse più bella, più meravigliosa, proprio la più meravigliosa, si può dire. Eccolo qua. Diavoli in Paradiso. Paolone che alza al cielo la 6ª Champions League. La storica infinita notte italiana di Champions a Manchester si colora di rosso-nero. Cioè qua non so, della decide il rigore decisivo del mio idolo. Che vabbè, insomma, ho i brividi ancora a pensare a quella giornata, come mio papà, non riuscivo a mangiare, sono andato a giocare a calcio prima della partita per sfoga, perché non riuscivo, proprio avevo una tensione mostruosa, e ho fatto una delle partite anche più belle, cazzo, con gli amici, proprio perché non riuscivo a stare tranquillo. Dopo mi ricordo spaghettata, non spaghettata, bucatine alla matriciana, buonissimi, ma di solito ne mangio sempre 30 etti. 30.000 kg, anzi scusate, e niente, non riuscivo a mangiare dalla tensione. E poi, vabbè, Diavoli in Paradiso, appunto. Questa è proprio la gazzetta delle gazzette, cioè, chiaramente è un po' vecchiotta, nel senso, quindi magari è un po' stropicciata, robe così, ma la rende ancora più bella, ancora più vintage. Ma che poi hanno annullato un gol a Sheva incredibile, perché proprio in semifinale. Mi ricordo del Real Madrid di Juventus hanno convalidato un gol a Roberto Carlos analogo, praticamente tira Carlos davanti ai giocatori del Real in fuorigioco, gol concesso. In questo caso veramente Buffon minimamente non poteva prendere neanche senza praticamente nessun uomo, invece se non mi ricordo forse Di Costa era in fuorigioco, se non vediamo se lo scrive, aspetta che in questo momento sono rincoglionito. No, non mi ricordo, però sì, penso sia lui Costa.
che praticamente o lui Costa Inzaghi, comunque adesso è veramente un lapsus mostruoso, e quindi cioè, sembra influente per Buffon, però se lo annullano, va bene, ciao. Berlusconi, Magico Poker, vabbè, vedi Silvio, ciao. Eccoci qua. Tanti saluti dal perdente, perché Ancelotti era considerato l'eterno secondo in quel momento. Dida improvviso la Juve, cioè hanno sbagliato, cioè veramente non ho mai visto di rigori più orrendi, ma in realtà anche il Milan ha sbagliato tanto, perché erano tutti terrorizzati, e Calate sbaglia, e Seedorf sbaglia, sul tiro di Seedorf, però devo dire che Buffon ha fatto un miracolo devastante. E poi la Juve, cioè vabbè, Trezeguet, grazie, dopo ci regalerà una gioia anche più avanti. E Montero che fa un rigore che dopo non so si dispera a rallenti, dopo 2 ore che ha sbagliato il rigore si dispera. Qua vediamo Alex con la coppa, Buffon che piange, queste sono immagini che mi spiace per la Juve ma vedremo più volte. Vorrei solo rigiocarla, perché se c'era Nedved, la Juve purtroppo tende in finale, non ne ha sbagliata una purtroppo, mi ricordo la stagione dopo quella persa sia col Borussia che col Real Madrid nel 97 e nel 98, una Juve devastante che fino in finale proprio era la strafavorita e poi però in finale si è persa. E qua comunque lo stesso la Juve ha giocato sotto le sue aspettative. Diciamo che è stata una Champions League particolare perché nella prima parte la Juve ha faticato tantissimo, ricordo nel secondo girone è passata solo per differenza reti col Basilea, cioè, quindi non proprio con squadrone. Poi però devo dire che col Barcellona e il Real Madrid ha fatto qualcosa di incredibile. Il Milan ha fatto 2 gironi mostruosi, con l'Ajax abbiamo sofferto troppo, e dopo con l'Inter, ragazzi, tanti dicono i 3 pareggi, 2 con l'Inter e quello con la Juve, però vincere una Champions con le acerrime rivali non è proprio cosa semplice. Eccoci qua, San Siro è qui la festa, vabbè, qui sono i brividi, ragazzi, i brividi. Gattuso, come Gattuso, perfino Rocchi Giuno ha giocato bene da morto. Bene, ok, una delle copertine più belle della storia delle Gazzette, grazie Magico Milan. E poi qua Milan in cielo, 17° scudetto. Questa è l'immagine dopo Milan-Roma 1-0, gol stranamente di Shevchenko. Purtroppo a tutte le gazzette mi manca una Supercoppa europea, quella col Porto, però vabbè. Questo è lo scudetto dominato, sinceramente la Roma ha fatto un girone d'andata stupendo, ma quando li abbiamo battuti 2-1 all'Olimpico non c'è stata più storia dopo, sempre in testa. E praticamente, ripeto, hanno fatto una stagione mostruosa, macchiata però dalla Corugna, perché questa squadra qua, perché tanti dicono sì, ok, abbiamo perso la Champions di Istanbul con la squadra forse più forte dell'Arancelotti, però io paradossalmente soffro più di questa rispetto a quella con Liverpool, perché comunque Liverpool è una squadra storica che ha vinto tanto, ma in quell'anno era rimasto solo il Milan di forza, c'era il Chelsea, il Monaco, il Porto, cioè squadre comunque insomma troppo inferiori a noi. E ce la siamo mangiata, potevamo vincere secondo me tra Istanbul e questa potevano essere 2 Champions, potevamo vincere la 2003, 2004, 2005, vai, pazienza, però poi abbiamo vinto ad Atene giocando forse una delle peggiori finali, sicuramente peggio rispetto a Istanbul. Vabbè, Shevchenko qua il capocannoniere, qua mi fa anche la pubblicità della Sector, Sheva, grande appassionato di orologi, sicuramente non il Sector. Qua sì, dei petardi a Dida, Gattuso, una vergogna. E qua veramente un campionato, veramente uno scudetto meraviglioso che dopo c'è la fine contro il Brescia, mi saluto anche di Roby Baggio. Veramente momento indimenticabile di quella stagione. E niente, così qua, copertina bellissima, dopo la pioggia di Perugia, arriva la pioggia di San Siro, ma questa volta Ancelotti gode. Questa ragazzi, questa gazzetta, e questo momento l'ho aspettato tanti anni. Allora, secondo, terzo, quarto, il pallone d'oro di Shevchenko con Jordan e Kristen, la moglie. Allora, io mi ricordo proprio il pallone d'oro di Shevchenko, per me è stata un'angoscia più che un'attesa, perché lo meritava altre volte, l'ha meritato. A mio parere sia l'anno della Dinamo Kiev, perché io comunque Sheva l'ho cominciato a seguire prima di andare al Milan, che poi l'ho meritato anche in altre occasioni, perché è vero, anche perché una volta non lo vinceva per forza, cioè tipo adesso, vabbè, a parte l'epoca Ronaldo e Messi dove praticamente lo vincono anche se arrivano 15esimi in campionato e agli ottavi di Champions League, però lo vinceva il giocatore che in quel momento ha fatto la migliore stagione, non per forza con la vittoria della Champions o di qualcos'altro, era un po' diverso. Non ci credo, mi stanno chiamando un attimo solo.
Oh, ma incredibile, regista, mi chiamano sempre, poi no, davanti questa copertina. E ti dicevo, è stata una sofferenza perché Sheva l'ha meritato più volte il pallone d'oro e finalmente aveva vinto grazie, vabbè, alle imprese col Milan e anche con la qualificazione dell'Ucraina in Champions League al mondiale con la vittoria contro la Turchia che è stata a mio parere decisiva con dei gol bellissimi. Grande Sheva, qua, qua veramente lacrime, poi con i capelli perfetti, ciao. Shevchenchino, ma gli avevo dato solo 2 pagine, che stronzi, sì che poi qua, mi ricordo che ha portato il pallone d'oro in un Milan Lecce dopo le feste, mi sembra, di Natale, un 5-2 mi pare, adesso anch'io mi sto rincoglionendo, ragazzi, ufficiale. Comunque questo posto ce l'ho anche. E niente, il pallone d'oro di Sheva, un momento meraviglioso, che è impossibile da dimenticare. 14 dicembre 2004. La Gazzetta, quindi penso il giorno prima, non mi ricordo se l'hanno fatto il giorno stesso, si sapevano, chiaramente lo sapevano, comunque insomma a metà dicembre, momento del Magic Moment. Buono, e adesso andiamo a una Gazzetta bestiale, incredibile, superba, tutto vero, campione del mondo. Vincere il mondiale è una cosa, è diverso, allora, il club è vero, però c'è la sofferenza dei rivali, hai paura di essere sbeffeggiato se perdi la finale, questo o quello, però ragazzi vincere il mondiale è una roba grande, guardate, mi ricordo tutto 2006 per me è anno magico per tanti motivi, l'anno di cambiamenti, l'anno che ha portato il Cume a diventare un uomo vero, prima era un bambino falso, e niente, qua c'è poco da commentare sinceramente. Eravamo in piena Calciopoli e abbiamo tirato fuori qualcosa di grande, perfino Matrix mi è stato simpatico, grandi Materazzi. Veramente, che vuoi dire? Cioè, è difficile commentare tutte le emozioni provate, anche perché ragazzi, e qua purtroppo me lo ricordo ancora come ho detto, abbiamo vinto questo mondiale grazie anche qua al gruppo, perché forse non eravamo la rosa più forte, e a tante componenti, che fortuna, perché quando vinci ci vuole sempre, ma ho detto speriamo bene per i prossimi. Due mondiali eliminati ai gironi, 2 mondiali non qualificati. Molto bene, quindi questo sembra veramente la preistoria, è successo. Però mi godo comunque la vittoria, fanculo, è vero che è una vergogna non qualificarsi per l'Italia, ma è tanto vero che vincere un mondiale e vederlo comunque così è qualcosa di epico, cioè, c'è poco da fare. Poi ripeto, un momento storico per l'Italia dove diciamo è finito qualcosa, perché con Calciopoli la Serie A ha perso tutto, da essere l'NBA dei campionati è diventato un campionato di merda, cioè, c'è poco da fare, tutti i campioni dopo Calciopoli sono andati via e sono andati in Premier. E niente raga, questo, se mi sto vedendo un crampo, è il mondiale 2006. Andiamo avanti. 2007, Atene, ore 22:31, il Milan riconquista l'Europa e fa il record, 7ª sinfonia, la 7ª Champions. Ora la squadra che ha vinto di più al mondo, Inzaghi matatore, di Omero, gol di Omero ragazzi, cioè abbiamo vinto la finale giocata peggio, nel 2005 un Milan straripante, nel 2007 un Milan sicuramente inferiore anche dal punto di vista rosa, ma la portiamo a casa. E qua Pippo nostro, o Pippo mio, scegliete voi, ha fatto qualcosa di incredibile. C'è la rivincita perfetta e dopo ci sarà anche quella col Boca nel mondiale per club, nell'intercontinentale che era diventato mondiale per club. Mi ricordo la semifinale con l'Urawa e Diamond, ciao. Però vabbè, adesso pensiamo a questo, raga. Vittoria, una sofferenza dopo al gol di Kuit, che è anche fuori gioco. Ho detto no, se risuccede che ci fanno il 2-2, comunque la rimonta, basta, me ne vado. Però i vincitori della Champions, Francisco Gento è ancora quello che ne ha vinte di più, però adesso c'è qualche altra personcina, tra cui CR7. Cacà, fin da bambino sognavo questa coppa. Maldini record, insomma anche qua qualcosa di meraviglioso. E vedere Paolone che l'alza è qualcosa dire emozionante, dire poco, chissà cosa ne vedremo un'altra, sarà dura, vai. 2007, Milan, siamo la coppa più bella del mondo. Vinciamo il primo mondiale per club, 4, se consideriamo le 3 intercontinentali, e dopo la rivincita sul Liverpool arriva la rivincita sul Boca Junior.
qua veramente li abbiamo asfaltati. Milan di un altro pianeta. Sì, dopo vedi, ma anche qua, diciamo il mondiale per club barra Coppa Intercontinentale. Se la perdi è una coppa importante, se la vinci hai fatto il tuo dovere, però insomma, pagherei per tornare a vincerla. Un 4-2 devastante, firma indelebile, Pippo segnato in ogni praticamente competizione. E anche qua, Kaká il mano perfetto. Che io non ho neanche il pallone d'oro di Kaká, perché sì, vabbè, Kaká è stato un idolo indiscusso. Però per me c'era Sheva, sempre Sheva. Io quando è andato via Sheva, per me è andato via un pezzo di qualcosa, cioè, perché era proprio un idolo, cioè io seguivo praticamente quando andavo in bagno. Kaká l'ho amato al 1000%, ma Sheva era sempre 1001, e forse non ce ne sarà nessuno che... Ecco, Sandrino Tonali, sì, ma non c'è... È chiaro che sono due giocatori completamente diversi, due campioni diversi, però Sandrino, uno che si dimette lo stipendio per giocare, uno che è milanista da quando ha 3 minuti. Ecco, solo Sandrino forse può eguagliare per amore Sheva, ma Sheva ci sarà sempre quell'uno in più, ovviamente. E niente, qua diciamo andare per club. E grande Milan. Ho la schiena finita, ma va bene. Annuncio già che la prossima collezione sarà Magic e quella sarà lunghetta. E qua abbiamo luglio 2008, Ronaldinho, l'acquisto di Ronaldinho, gasatissimi, cioè arriva Digno, è stato qualcosa, cioè, nessuno poteva aspettarsi un Digno al Milan, c'è da dire che era già in parabola discendente, ma chi se ne frega, ci siamo goduti 32, no sì 32 tenzi, quelle Cafu, non mi ricordo il soprannome non mi ricordo neanche di Pellegatti, stavo prendendo colpi ragazzi. Digno al Milan è stato qualcosa di stupendo, non potevano non tenermi la gazzetta perché per l'epoca comunque avere Ronaldinho, cioè il sogno dei sogni, però non ho avuto un cazzo con Digno perché è andato via a gennaio del 2011 e aveva vinto lo scudetto, pochi mesi dopo, quindi chissà perché non ho mai capito perché hanno detto Ronaldinho Allegri il solito che doveva far fuori i giocatori, vabbè. E così qua abbiamo insomma l'arrivo di Ronaldinho. Qua invece abbiamo pensato doppio Ibra, ma con la maglia dell'Inter, ma abbiamo 14 gennaio 2008 il Caparò. Questo dovrebbe essere la vittoria col Napoli con la prima partita di Pato, che Pato è numero 7, così avevamo sperato, cioè tutti noi che abbiamo visto quel giocatore un debutto così abbiamo detto ragazzi sto qua è un fenomeno, e lo era un fenomeno, purtroppo Milan l'ha rovinato. Abbiamo pompato troppo, allenamenti a mio parere sbagliati per una muscolatura del genere, non sono un dottore, però è stato un aumento muscolare troppo veloce, cioè in un anno ha preso 10 kg di muscoli e abbiamo perso il paperotto, il paperino ragazzi. Qua vabbè Ibra con l'Inter fa sensazione, e qua vabbè il Caparò ci ha fatto sognare, ha vinto un cazzo ma ci ha fatto sognare. E qua abbiamo la prima di Alexandrino Pato. Qua siamo al 2011. Milan è bellissimo, 18esimo scudetto, 0-0 all'Olimpico e vai di scudetto di Allegri. Un bacio tra Pato e Barbarella ci ha un po' inculato con Tevez, poteva cambiare tutta la storia delle vittorie della Juve, però vabbè. Pazienza, e qua bello, bel scudetto, che qua ha dominato, poco da dire, la vittoria sul 3-0 con l'Inter, ci ha regalato lo scudo, e ok, Teo Silva mi dà piangere ogni volta che lo vedo, qua andiamo sul recente, perché purtroppo abbiamo passato qualche annetto senza vincere una mazza, troppo bello, l'Italia campione d'Europa a Wembley, a casa loro, vabbè, insomma. Che cos'altro possiamo dire? Un godimento incredibile, purtroppo. Dopo, insomma, a marzo siamo usciti con la Macedonia, siamo qualificati ai mondiali. Però comunque rimane questo successo, qualcosa che rimarrà nella storia, appunto perché vincere comunque dai maestri inglesi che non vincono mai è qualcosa di memorabile. Erano convinti di portarla a casa, invece silenzio, i campioni siamo noi. E chiudiamo ovviamente. Si chiude il cerchio dopo la vittoria del 98-99
questa vittoria, favoloso Milan con uno scudetto molto molto simile. Partiamo da sfavoriti, o comunque dal quarto posto, terzo, Olivier Giroud, Oliver Bierhoff, Venezia Salernitana in Serie A, Venezia Salernitana in Serie A, allenatore che non aveva mai vinto niente e considerato non top, Zaccheroni e Pioli. Ne possiamo elencare anche altre di cose, so solo che veramente è stato uno scudetto, ecco, questo forse è il più bello, perché va a battere così l'Inter già sicura, anche se non so, perché non so se recupero col Bologna, sì, perché c'è ancora quello, che manca ancora, quindi vediamo da recuperare il Bologna, vabbè, siamo perdere. Che comunque anche senza l'errore di Rado la portavamo a casa lo stesso, cioè l'Inter se l'è mangiato 7 punti in 7 partite, cioè aveva una rosa superiore, però nel calcio non vince sempre il più forte, abbiamo vinto noi, godo e basta. Tonali, ripeto, il simbolo di questo Milan, Ibra, comunque vincerlo così da protagonista forse più fuori che dentro il campo, qualcosa di meraviglioso. Poi vabbè, i Teo, Leao, gente come Krunic che non ha mai fatto niente, che negli ultimi 4-5 mesi ha dato tutto, e anche lui è stato fondamentale alla fine, perché ha fatto delle prestazioni bellissime nelle ultime partite. Krunic, cazzo puoi dire? Galliani in grande Milan, ora la stella, speriamo, però adesso se l'Inter compra Lukaku, tutti, è ancora l'Inter la favorita purtroppo, quindi complimenti all'Inter per la seconda stella. E niente, sto Milan da 10 Pioli, anche Pioli, cosa puoi dire? Anch'io mi ricordo che preferivo Spalletti per il ritorno in Champions, quando è andato via il maestro Giampaolo, invece ha smentito tutti in silenzio. E niente raga, questa è la collezione comediana delle gazzette, il prossimo video sulle collezioni sarà con Magic, e vediamo invece cosa fare di gameplay, perché volevo portare ancora Tennis Manager. Stiamo aspettando Formula 1, che sarà sia Formula 1 22 che F1 Manager, saranno comunque giochi che porterò spesso. Soprattutto F1 Manager sembra un capolavoro, e poi vediamo, vorrei portare anche qualcosa di wrestling, che in un periodo che sono tornato la volevo giocare, ma vabbè, insomma. Comunque raga, un saluto dal comandone veneziano, forza Milan, forza Italia, e alla prossima, ciao!